Buonasera e benvenuti a questa nostra conferenza lunedì 9 ottobre all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Anche quelli che sono venuti per la prima volta, che hanno trovato questa, sono riusciti ad arrivare fino a qui nel labirinto di Palazzo Ducale. E oggi abbiamo una relazione di Maria Flora Giubilei, storica dell'arte. L'argomento è Emilio Bertonati, architetto e mercante d'arte ligure. La Galleria del Levante tra Milano, Monaco di Baviera, Roma, New York, 1962-1981. Una conferenza dedicata a una figura appunto di mercante, di architetto, forse meno conosciuta di quanto non meriti, e su cui Maria Flora Giubilei ci illuminerà. Maria Flora Giubilei, per chi non la conoscesse, che a Genova sono in pochi, ritengo, ha diretto i musei di Nervi, la GAM, la Galleria d'Arte Moderna, cosiddetta, perché si tende moderna proprio nel senso di modernariato, no? 900, 800 e 900, no? In realtà ha diretto questi musei dal 1988 al 2019, cioè 3 decenni se calcolo bene, curandone nuovi ordinamenti, cataloghi generali ed eventi espositivi, che delle volte si aprivano anche ad artisti contemporanei, come per esempio mi ricordo Sirotti o altri, che venivano esposti accanto alle opere delle collezioni permanenti. Maria Flora Giubilei ha coordinato il progetto Staglieno 2000 per il cimitero monumentale. È stata membro del comitato scientifico della Fondazione Raghianti di Lucca. Ha curato libri d'arte per l'infanzia, ha scritto saggi sulla storia delle arti italiane e del collezionismo nei secoli XIX e XX, ha partecipato a convegni e ha firmato mostre in diverse sedi museali italiane. È un'amica con una vasta esperienza di organizzatrice culturale, ma come ci dimostrerà anche questa sua relazione, una studiosa che indaga i percorsi della storia dell'arte del secolo scorso e forse anche del secolo attuale. Dunque, benvenuta a lei, al pubblico, e ti ascoltiamo. E all'Accademia mia ospite oggi. Mi scuso innanzitutto del titolo di questa relazione molto lungo, ma era molto difficile riuscire a, come dire, bucare l'immaginario di un possibile fruitore della conferenza senza toccare alcune parole chiave per inquadrare una personalità oggi molto dimenticata, recuperata in realtà dal 2022 agli onori della cronaca e dell'attenzione scientifica, ma sicuramente per chi non è proprio uno specialista sarebbe stato difficile capire chi era Emilio Bertonati. Certo, a Genova, che ne so, il nome di Orlando Grosso avrebbe immediatamente evocato una figura significativa. Emilio Bertonati sarebbe rimasto invece un po' un po' nascosto nelle pieghe, e lo è stato per molti anni, nelle pieghe di una storia che procede solitamente per apici. Emilio Bertonati è un ligure, è un diciamo quasi nostro concittadino. In realtà è nato a Levanto, dove ancora la famiglia Bertonati oggi risiede. È una persona molto inquieta, ma molto capace, che ha avuto un ruolo a livello internazionale dirompente e significativo. Emilio Bertonati si forma prima a Milano,
al Politecnico per qualche anno, fa architettura e poi decide di intraprendere la via di Firenze, completa la sua formazione di architetto proprio a Firenze. Lui è nato nel 1934, il 20 febbraio del 1934, e questa formazione gli aprirà la strada verso vari ambiti. Da un lato la carriera universitaria che percorrerà per alcuni anni insieme a nomi molto importanti che vi dirò, e dall'altra l'attività imprenditoriale, le conoscenze che riesce a organizzare molto velocemente gli consentono di aprire un'attività di mercante d'arte. Qui lo vediamo seduto a casa sua a Milano, con alle spalle un dipinto di Maximilian Lenz, che è stato uno degli artisti più vicini a Gustav Klimt, è stato uno dei fondatori con Klimt della Secession di Vienna, della secessione, ed è stato colui che lo ha accompagnato, che ha accompagnato Klimt nel suo viaggio in Italia tra il 1903 e il 1904 alla scoperta sostanzialmente degli mosaici ravennati. È proprio quella data 1903-1904 la data diciamo di discrimine tra l'impostazione ancora classicheggiante, quasi mitologica dell'arte klimtiana e poi il salto verso l'oro, la bidimensionalità e tutta una serie di diciamo di elementi legati al simbolismo che già in nuce nella prima attività verranno fuori alla vista di quel trionfo d'oro che sono i mosaici degli edifici ravennati. Ci provo, a volte fa così, vado. Ecco, questo è il dipinto di Maximilian Lenz, è una primavera spettacolare, un dipinto di 2 metri, una tela di 2 metri, in cui questa figura di primavera è totalmente immersa in una natura rigogliosissima, è una primavera molto simbolista, la veste bianca con l'oro vi mette subito sulla strada del simbolismo ed è la copertina della grande mostra che il Mart di Rovereto ha dedicato a Emilio Bertonati e all'esperienza dalla Galleria del Levante proprio nel 2022, quella data di cui prima ho parlato. È stato questo il momento, ovvero l'anno scorso, il momento di grande riscoperta di Emilio Bertonati, la cui attività in realtà era più o meno stata studiata già in tempi passati. Bellonzi, Barili, Bossaglia hanno affrontato il personaggio, Bossaglia addirittura dedicandogli una grande mostra nel 1995. Comunque, con il Mart di Rovereto e la curatela di Alessandra Tiddia si mette un punto fermo alla figura di Bertonati, si coinvolge la famiglia, si coinvolgono tutte le personalità che avevano avuto a che fare con lui, gli archivi tedeschi, le conoscenze francesi e si imbastisce questa mostra di circa 200 opere. Vi ho portato un po' di immagini dell'allestimento di quella mostra, che ha visto protagonisti anche alcuni artisti legati alla nostra terra e di cui poi parleremo. Bertonati, tra le varie diciamo passioni e poi vere e proprie competenze, aveva anche quella della fotografia. Vi ho detto che è nato a Levanto, questo è uno scatto a colori
che lui fece dall'alto del Golfo di Levanto, e questa passione per la fotografia lo condurrà verso la fine della sua attività a dedicarsi alla riscoperta in toto di un settore della fotografia, soprattutto quella diciamo d'avanguardia, soprattutto la parte del pittorialismo e poi quella più sul versante astratto, che culminerà con alcune mostre e con un percorso talmente nuovo da essere poi riproposto anche in musei stranieri. Nel momento in cui è a Firenze, si laurea ad architettura, e uno dei suoi compagni di architettura è Raffaele Monti. Raffaele Monti sarà molto vicino, lavorerà all'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa, e sarà molto vicino alla cattedra di Carlo Ludovico Ragghianti, che appunto dirigeva l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Pisa. E in questo periodo, parliamo del 1960, lui, vi ho detto, è del 34, diventa assistente alla cattedra di Spadolini, del fratello del politico che abbiamo ben conosciuto, architetto, e riesce ad organizzare una mostra, una sua mostra, siamo nei primi anni, nel 1966, proprio all'Istituto di Storia dell'Arte in cui era docente ordinario Carlo Ludovico Ragghianti. Questo perché Emilio Bertonati non è solo un architetto, non è solo un fotografo, ma è anche un artista. È soprattutto un grande disegnatore con una passione molto intensa anche nei confronti della grafica. Addirittura nel momento in cui sta per terminare la facoltà di architettura a Firenze, frequenta corsi di incisione all'Accademia di Belle Arti, sempre a Firenze, diventando uno specialista dell'acquaforte. Qui avete un po' dei suoi schizzi, alcune incisioni e alcuni schizzi in cui la mano dell'architetto così rigorosa, così geometrica, si scontra in alcuni casi con un certo simbolismo. La passione per le poetiche del simbolismo, in un momento in cui siamo negli anni 60, dopo il razionalismo, si stanno avviando degli studi specifici per recuperare quel momento della storia, entrano nella sua sfera di interessi. Uno degli artisti per cui ha una passione particolare è Max Klinger, di cui fa un ipotetico ritratto, lo vedete in questa composizione molto astratta, con un gusto per il colore che lo riporta anche a fonti più nabì, più legate alla pittura francese. Il successo, purtroppo vedo che il mio computer ha messo in disordine le didascalie, mi scuso, ma sono le sorprese dei PowerPoint quando si cambia, si va da un computer all'altro. Questo, dicevo, il successo di Bertonati in questi primi passi nell'ambito dell'arte sono veri, sono autentici. Si attira le attenzioni di Giovanni Testori ed entra in contatto con Arturo Schwarz. Pensate quanti nomi ho già fatto nell'arco di 10 minuti di parole. Al punto tale che Schwarz è stato uno dei frequentatori della nostra Liguria, collezionista eccezionale, gallerista altrettanto eccezionale, lo conosciamo tutti. Aveva una galleria d'arte e una grande biblioteca. Gli cede a Bertonati le stanze
della sua biblioteca, dove conservava biblioteca e in parte libreria, in via Sant'Andrea a Milano. E Bertonati nel 1962 inizia il suo percorso di gallerista. Qui è con un altro grandissimo rappresentante della storia della critica d'arte, Luigi Carluccio, uno storico dell'arte abbastanza fuori dai cliché, molto autodidatta, se vogliamo, che ha firmato mostre meravigliose come Il sacro e il profano nell'arte dei simbolisti, parliamo degli anni 70, fino a diventare direttore della Biennale di Venezia a solo un anno dalla morte, quindi purtroppo un'avventura finita non bene, ma Luigi Carluccio incomincia anche lui a frequentare Bertonati, con lui scambia idee e racconti d'arte, perché Bertonati non è un mercante in senso stretto. Lui innanzitutto è uno studioso, inizia a studiare temi legati al simbolismo e poi temi legati a un momento più, direi, più legato al cuore del Novecento, l'arte degli anni 20 e 30, a ridosso dei vari regimi, quello nazista e quello fascista. Qui avete una foto della Galleria del Levante in via Sant'Andrea, con l'allestimento, uno dei primi allestimenti, poi vedremo altre cose, l'allestimento dedicato al contributo russo alle avanguardie plastiche. 1964, Camilla Gray, che scrive il grande volume sull'avanguardia russa, starà appena muovendo i passi in quel senso. Quindi è davvero proiettato in un contesto internazionale che in Italia, in quel momento, in quegli anni, non ha eguali. Rossana Bossaglia, che è stata mia maestra, e non la voglio citare solo per quello, ma perché di fatto anche lei ha aperto strade di indagine assolutamente nuove. Il primo articolo sull'Art Nouveau, sul Liberty, sulle testimonianze di età Liberty nella letteratura artistica, lo scrive nel 1967, quindi 3 anni dopo questa, diciamo, questa iniziativa di Bertonati, che apre la strada, insieme a tante altre, lo vedremo, a una serie di novità assolute. Nel 1967, per chiudere la storia di questa galleria, la Galleria del Levante si sposta in via della Spiga 1, dove rimane fino al 1981, quando il 3 maggio il buon Bertonati si suicida, e quindi la storia deve mettere una pietra tombale sulla Galleria del Levante di Milano, sulla Galleria del Levante di Monaco di Baviera, a Villa Stuck, dove il proprietario gli aveva concesso l'ultimo piano. Oggi Villa Stuck ha riaperto integralmente come museo, ma al tempo ospitava appunto le mostre di Bertonati, e quindi Galleria del Levante nell'arco di circa 2 decenni, dal 62 all'81, inizia a produrre una serie di mostre e di cataloghi, perché ogni mostra aveva un catalogo e ogni catalogo conteneva la prefazione dei più importanti critici e storici dell'arte del momento. A cominciare da Franco Russoli, che lo chiamerà proprio tra il 64 e il 66 a essere suo assistente alla facoltà di architettura al Politecnico. Russoli aveva una cattedra un po' strana,
teneva insieme la storia dell'arte con la storia dell'architettura, ma erano ordinamenti, come dire, antichi, si muovevano anche i primi passi verso una disciplina organizzata e coerente di una materia così complessa. Andiamo avanti. La Galleria del Levante a Monaco di Baviera. Ecco, qui avete una fotografia, una brutta fotografia, ma è l'unica, ahimè, che rimane. Purtroppo oggi diamo per scontate le fotografie con i cellulari. Al tempo si andava alle inaugurazioni e non ci si presentava con le macchine fotografiche, quindi il risultato erano poi servizi fotografici abbastanza così modesti. Da una parte c'è l'ambiente di questo ultimo piano di Villa Stuck, in cui è allestita la mostra, di nuovo nuovissima, strepitosa per la stessa Germania, siamo nel 66, dedicata agli artisti di Pont-Aven e Nabi, Maurice Denis, Gauguin, c'erano un po' tutti gli artisti rappresentati. E dall'altra parte una fotografia di questo Emilio Bertonati, molto alto, molto pallido, con gli occhi, come dice Carluccio, che sembravano delle punte di spillo neri, molto acuti e molto inquieti. E seduti vicino a lui, le sue collaboratrici sono tre, sono ancora oggi in vita, con un famosissimo mercante. Io ho dovuto scrivere solo mercante, avrei dovuto inserire mecenate, collezionista, un personaggio noto in Germania ma altrettanto in America per le numerose attività che ha realizzato, come era Heiner Friedrich. Siamo nel 1968. Quindi ecco, una cosa che non vi ha detto. Durante, diciamo, a ridosso della sua uscita dall'università come laureato, dopo aver fatto un corso sull'estetica del prodotto industriale, viene assunto un anno dalla Rinascente e un anno dalla Olivetti. All'Olivetti conosce la figlia di Adriano Olivetti e sarà lei che lo aiuterà molto, anche io immagino, noi immaginiamo dal punto di vista economico, a intraprendere la sua attività di mercante e gallerista. Sarà lei che lo porterà a conoscere il proprietario di Villa Stuck a Monaco di Baviera. Quindi avrà questa figura femminile che, come dire, lo prenderà un po' per mano e lo accompagnerà almeno nei primi tempi nella sua grande avventura. È saltata la data, 1962, questa dopo diciamo una prima piccola mostra di grafica, una miscellanea, è la grande mostra che fa Bertonati dedicata a Klimt, 1962. 37 disegni di Klimt espone. Questo che cosa significa? Significa che aveva già iniziato, ma si è laureato nel 60, pensate, aveva già iniziato ad avere i contatti giusti per trovare le opere d'arte. Cioè, 37 disegni di Klimt, ancora oggi avremmo difficoltà a metterli insieme se non andando a toccare le realtà dei musei pubblici. Lui li aveva messi in mostra per recuperare la figura di Klimt da un lato, per vendere ovviamente, e per dare conto, per resuscitare in qualche misura la stessa figura di Klimt. Questo è un disegno che ancora oggi la famiglia Bertonati trattiene nella sua collezione ed è un nudo femminile di grandissima raffinatezza, è una matita su carta in ottimo stato conservativo. 1963, Félix Vallotton. Chi conosceva Félix Vallotton?
Molto spesso in realtà il buon Bertonati aveva difficoltà a vendere le sue opere proprio perché andava a toccare dei nomi che non erano nell'immaginario collettivo. Nell'immaginario c'era De Pisis, c'era Carrà, c'era De Chirico. Certo non Félix Vallotton, poteva esserci Seurat, poteva esserci Monet, ecco, ma lui non persegue, lui va in direzione, come avrebbe detto il nostro D'André, in direzione ostinata e contraria. Lui non persegue il fronte, il filone dell'impressionismo, si stacca del tutto da quel filone che entra in realtà nelle gallerie d'arte e nelle attività anche della Biennale di Venezia, per andare a individuare e a frugare proprio in quel tessuto artistico che aveva altrettale dignità di essere ricordato e rappresentato, ma che per attività mercantili pregresse, perché i mercanti, come dire, conducono la nostra attenzione verso un artista o un altro, erano rimasti nascosti nel percorso d'arte. E Félix Vallotton è uno dei più importanti esponenti dei nabì francesi, qui lo avete con alcune xilografie, è uno dei maestri della xilografia, con questa vena ingenua e perversa allo stesso tempo. Guardate il delitto, per esempio, quant'è raffinata, quant'è sintetica e quant'è significante questa piccolissima incisione. Tenetelo presente quando vi farò vedere Alberto Martini, perché è uno dei riferimenti del nostro grande incisore italiano. Nel 64 altro salto, salto mortale, Otto Dix. Otto Dix è un artista legato alla Neue Sachlichkeit, alla nuova oggettività, poi vi dico esattamente che cosa si intende, ed è un artista che lui conosce direttamente. Dix muore nel 1966, muore 2 anni dopo. Lui riesce a conoscerlo e porta in galleria una trentina di opere, tra cui questo nudo seduto con capelli biondi straordinario, che per la mostra purtroppo fatta al Marte non si è più stati in grado di ritrovare. Mentre devo dirvi, il disegno che vedete accanto è in una collezione genovese, perché anche a Genova Bertonati aveva un interlocutore. Negli anni 70 Giorgio Devoto, che penso voi conosciate bene, è stato assessore in provincia, è un editore raffinato, aveva questa galleria San Marco dei Giustiniani ed era il referente genovese delle attività di Bertonati. Recepiva molto spesso opere che arrivavano proprio dalle mostre di Bertonati, c'erano degli scambi. E uno di questo disegno di Otto Dix, oggi confluito in una collezione privata genovese, arriva proprio dal percorso di Bertonati. Nuova oggettività, non una oggettività, un atteggiamento di, diciamo, di perlustrazione della realtà diverso, ma nuovo. Perché nuovo? Perché la realtà era completamente cambiata. Stiamo parlando del periodo legato al regime nazista e quindi l'oggetto si presenta agli occhi dell'artista con una luce completamente diversa, una luce atroce. La luce del regime, la luce della guerra. L'atteggiamento che gli artisti, Otto Dix, Georg Grosz, per esempio, Franz Ratzwild, Christian Schad, vedrete, adopereranno nel registrare sulle loro tele, sulle loro tavole, la realtà del loro tempo, sarà da pelle d'oca. Saranno opere che lasceranno un segno nell'osservatore indelebile.
feroci, crudeli, taglienti, pungenti, per fare male, per far capire che non c'erano più certezze di quella realtà borghese edulcorata che tanta fortuna aveva avuto con la Belle Époque, con l'Art Nouveau, prima della Prima Guerra Mondiale. La questione, la situazione era totalmente cambiata e il segno del pittore doveva essere altrettanto rinnovato con una lucidità e una consapevolezza del tutto nuove. Otto Dix è uno di quelli che viene inserito nell'arte degenerata e che viene perseguitato letteralmente dai nazisti, quindi le sue opere vengono bruciate, insomma sa benissimo che cosa sta succedendo in Germania. E come spesso accade, gli artisti sono un po' dei rabdomanti, capiscono anzitempo rispetto ai comuni mortali dove sta andando la storia, dove sta andando la società, dove sta andando la politica, lo capiscono immediatamente. Questo è Franz Radziwiłł. Anche Radziwiłł viene conosciuto da Bertonati. Bertonati a partire dagli anni 70, questa è una, ecco purtroppo sono andate sulle scritte, purtroppo, a partire dagli anni 70 inizia a fare dei viaggi veramente da uomo anche coraggioso nella Repubblica Democratica Tedesca. Comincia a andare a Lipsia, comincia a girare perché sa che ci sono tutta una serie di artisti che possono essere cooptati e portati a conoscenza del contesto occidentale. Riesce addirittura ad avere i permessi nel 1971 dallo stesso governo della Repubblica Democratica per far espatriare questi artisti e consentire loro di esporre a Milano, di esporre a Berlino, perché poi non si ferma, Bertonati va avanti, riesce a coinvolgere le istituzioni e a esporre a Monaco. Radziwiłł è di nuovo un artista della Neue Sachlichkeit. Qui il tema del pessimismo, i suoi quadri sono plumbei, sono delle pietre tombali sulla realtà. È evidentissimo, purtroppo vedete una specie di velo grigiastro, è il riflesso della pagina, mi scuso, il nero plumbeo è quello della piccola natura morta con pennelli che avete in basso alla vostra destra. Quindi una società che non lascia scampo a nessuno. La borghesia tedesca è in una gravissima situazione di precarietà e di pericolo e Bertonati racconta attraverso le opere di Radziwiłł anche questo aspetto. Aspettate perché qui c'è un problema, ho pigiato troppo forte. Se pigio verso sinistra non torna indietro, se pigio verso destra, sì. Dobbiamo tornare indietro. Si riorienta. Beh, mi ha scompaginato tutte le didascalie, sono felicissimo. Ah, bravo, non ci ho pensato, Qua, a Muscià. Lui va.
Lasciamolo andare, vediamo dove si ferma. Stanno tornando indietro. Dunque, ho capito perché è un po' in ritardo. Basta ritardo. Sì. Dietro, quella indietro. Qua. Basta. Allora. Ecco, a partire dal 66 iniziano le mostre legate all'Art Nouveau. Il settore dell'Art Nouveau viene indagato su più livelli, in Francia, in Belgio e anche nella Repubblica Ceca. Mucha, noi diciamo Mucha alla francese, ma in realtà è Mucha, è uno degli artisti prediletti da Bertonati, che lo propone al suo pubblico. Mucha, che farà la sua fortuna con Sara Bernard, è una storia che sicuramente conoscete, è stato il suo cartellonista preferito, è stato lei che lo ha lanciato a livello internazionale. Era veramente poco conosciuto. Poi un cartellonista, un artista che lavora per la pubblicità, sicuramente si trovava defilato rispetto agli artisti legati alla pittura ad olio. Bene, grazie a queste mostre, a questa mostra, il nome di Mucha incomincia di nuovo a circolare. In quel momento cominciava, come vi ho detto, sia Bossaglia sia Barrilli, Renato Barrilli, a occuparsi di Liberty, di Art Nouveau, con uno sguardo italiano da un lato e internazionale dall'altro. Nel 1969 una mostra importante viene dedicata ad Alfonso Osber. Sono artisti, ne vedrete vari, che hanno a che fare tutti con il simbolismo e soprattutto con le mostre di uno strano personaggio, Josephin Péladan, il Sar Péladan, che aveva fondato questo gruppo un po' esoterico tra esoterismo e misticismi, occultismo, il gruppo dei Rose Croix, dei Rosa Croce. Osber partecipa a questo gruppo che predicava come dire, un ritorno alla trascendenza, legami col cristianesimo, ma in modo idealista, in modo molto fortemente simbolista, ed è anche Osber uno dei seguaci più diretti di Puvis de Chavannes e verrà poi incaricato di grosse commissioni. Anche Willem Arondeus, olandese, e Jean Delville aderiranno ai Rosa Croce, addirittura Delville proponendo occultismo, ma sono quelli gli anni, c'è il rifiuto del positivismo per la metafisica, una metafisica molto diversa da quella che poi caratterizzerà gli artisti italiani come De Chirico, ma già una metafisica legata proprio a un percorso verso il trascendente. Gustave Adolphe Mossat ed Herté, altri artisti che entrano nel percorso di Bertonati. Lui ne conosce le famiglie, va direttamente alla fonte e qui c'è Mossat che presenta un ritratto della Marchesa Casati, l'eccentrica Marchesa Casati, quella che si presentava alle feste con una pantera per mano. Le pantere che gli aveva mandato lo zoo di Roma, quindi pantere in carne e ossa, che si fa ritrarre da Boldini, ci sono ritratti meravigliosi, che si veste da Fortuny, che fa queste meravigliose feste nei suoi 3 palazzi a Venezia, a Parigi, nella villa di Arcore dove abita Berlusconi, era villa di Casa Casati, del marito di Casa Casati, del marito di Luisa Casati. E poi Herté, anche Herté sta nelle riscoperte. Herté è Romain de Tirtov, un nobile russo
che vuole assolutamente intraprendere la strada del disegnatore di moda. A 6 anni l'aneddotica su RT sta per R alla francese e T il suo cognome Tertoff, Romain de Tertoff. A 6 anni si dice che abbia fatto il vestito da sera di sua madre. Va a Parigi, si propone a una casa di moda, Caroline, lo sbattono fuori, la padrona gli dice che è assolutamente inadatto, lui raccoglie i suoi disegni, si presenta da Paul Poiret e da quel momento Poiret si innamora follemente della bravura di questo giovane disegnatore, lo propone addirittura ad Harper's Bazaar, e da quel momento Herté sarà il massimo, il più grande disegnatore delle copertine di Harper's Bazaar, ne farà addirittura 200, e poi di grandi nomi di donne che vestirà, sarà costumista, scenografo, farà i costumi per Diaghilev, per i balletti, insomma un'attività straordinaria legata al momento del déco, celeberrimo il suo alfabeto. Bertonati è anche collezionista, non solo Maximilian Lenz ma anche Émile Fabry, artista francese, anche lui legato ai Rosa Croce, non a caso un profilo perverso, vedete ritornano queste poetiche di un simbolismo così cattivo, ecco, e così amaro nell'ambito della produzione di questi artisti internazionali. Ancora Fabry, protagonista con una testa serpente accanto a Fernand Knopf, altro grandissimo protagonista dell'arte belga, con una serie di quadri molto inquietanti, evocatore di una simbologia arcana imperscrutabile, in cui la figura femminile assume un valore totalmente enigmatico. C'è un dipinto celebre che è a Monaco di Baviera, che è chiuso alla porta alle mie spalle, dove come dire, tutti gli elementi, a cominciare dalla figura femminile per finire con un giglio rosso, addirittura rosso-arancio, disorientano e rendono impossibile la lettura e la decodificazione del dipinto, tanto è fuori dagli schemi. E poi, ecco, i tedeschi, Rudolf e Speedy Schlichter. Speedy è la moglie di Rudolf Schlichter. Siamo sempre nell'ambito della nuova oggettività. In questo caso, altra scoperta, è uno Schlichter feticista. La nuova oggettività di Schlichter sta tutta concentrata in quel paio di stivaletti neri che Schlichter amava moltissimo, che voleva che la moglie indossasse e che ritrae molto spesso nei dipinti dedicati alla moglie. Il feticismo entra anche nella considerazione di un divisionismo, scusate, di una nuova oggettività molto particolare. Qui altre opere più surreali di Schlichter, laddove la nuova oggettività a un certo punto sconfina nel surrealismo, nell'immaginazione, nella metafisica. C'è già un po' di odore di metafisica. Christian Schad, altro artista che muore poco dopo Bertonati, muore nel 1981 se non vado errato, che Bertonati conosce e a cui Bertonati si presta per 2 bei ritratti. Uno, quell'olio su tela, addirittura è in museo a Würzburg. È di nuovo uno degli artisti, eccolo qua,
con una serie di composizioni in cui l'inquietudine, la perversione, la sessualità, perché anche questo ingrediente entra nell'ambito delle tele, appunto è uno degli artisti in cui tutti questi ingredienti arrivano a comporre un panorama del tutto insolito. Un panorama maschile con quella sorta di uomo volante, vedete, con il costato che e fuori esce una gabbia toracica veramente singolare, e anche figure femminili non meno, noi diremmo oggi forse queer, ecco, non meno particolari e ambigue. E poi Georg Grosz, lui ha subito tutto dal nazismo, imprigionamenti, qualsiasi cosa. È molto interessante perché ha una carriera particolare. Lui a un certo punto è copista di quadri di Rubens nel museo di Dresda. E questa componente rubensiana, questa diciamo esuberanza di segno rubensiano, se la porterà dietro nei nudi femminili, molto adiposi, molto strabordanti. Qui lo vedete con un picchetto e con una scena di strada. Il povero Grosz morirà male, perché una sera, tornando a casa letteralmente sbronzo, dopo siamo appunto nel momento del regime, dopo giornate veramente problematiche, apre per sbaglio la porta della cantina e vi precipita dentro. Quindi una fine del tutto ingloriosa, ancorché la sua matita si sia prestata a una satira eccezionale nei confronti della borghesia tedesca, proprio dimostrato quanto fosse vacua la borghesia della Repubblica di Weimar, quanto fosse inconsistente e quanto grottesca fosse, perché non ha avuto pietà per nessuno nella rappresentazione. È stato veritiero e lucido fino in fondo. Gli italiani, anche gli italiani entrano nell'ambito della nuova oggettività, una nuova oggettività più calda, riscaldata dalla natura italiana, meno tagliente. Una Edita Broglio, in realtà Edita ha un cognome polacco che io adesso non sto a ripetere perché non me lo ricordo, è la sposa di Mario Broglio, fondatore di Valori Plastici, una delle riviste del Novecento più famose in assoluto, che si tira per circa 15 numeri negli anni 20. E qui l'avete con alcuni pezzi bellissimi, straordinariamente proposti da Bertonati in una mostra nel 1971. Tenete presente che Edita Broglio è stata esposta alla mostra Surrealismo Magico a Palazzo Reale per la prima volta, adesso non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, 2022 o 2023. Bertonati la esponeva, le dedicava una mostra nel 1971. Accanto a lei Cagnaccio di San Pietro, ovvero Natalino Scarpa, che si vuole firmare prima Scarpaccio, in omaggio a Carpaccio, dell'isola di Pellestrina. Poi, vedendo un cane che gira per la strada arrabbiatissimo ed essendo lui un animo totalmente ribelle, decide di chiamarsi Cagnaccio. E di San Pietro perché in realtà abitava in un quartiere dell'isola di Pellestrina ed era il quartiere, il piccolo paesino di San Pietro alla Volta. Quindi Cagnaccio di San Pietro è il nome sotto il quale lo troverete sempre. Anche lui purtroppo muore giovane di un brutto malanno allo stomaco, e questo trittico che abbiamo ricomposto proprio per la mostra
documenta l'ultimo periodo, quando sta già molto male, viene operato di un'ulcera allo stomaco che poi degenera, quindi è una roba tremenda, e quindi il tema dell'ospedale, dei medici, degli infermieri entra in questo linguaggio così purgato, così algido, così asciutto e anche così casoratiano. Guardate il dipinto con le uova sul telo, per illustrare una realtà che non è più, come vi ho detto, così tagliente come quella della nuova oggettività, ma è magica, è il momento del realismo magico. Ogni oggetto ha una sua magia, crea una sorta di stupore nei confronti di chi lo osserva. E ancora Karl Hubbuck e Christoph Voll, entra anche la scultura nelle sue mostre, satira e, come dire, e grottesco. Voll è più orientato sul fronte del grottesco. La maternità, peraltro, è uno degli ingredienti dell'opera di Voll perché lui venne abbandonato orfano in orfanatrofio per parecchio tempo. Ancora Tübke, qui i riferimenti sono all'arte antica, Michelangelo, in una veste di surrealismo, ovviamente, più fantasmagorica, e poi un po' di ritratti che Ludwig Meidner e Tübke dedicano a Emilio Bertonati. Con questo sguardo, vedete, sono sempre gli occhi che colpiscono prima di tutto di questo giovane intellettuale. E Alberto Martini, il perverso noir Alberto Martini, illustratore tra i più raffinati che l'Italia abbia prodotto, diciamo così, con una serie di meravigliose litografie e con temi sempre legati al femminile e allo sconosciuto, all'inconnu. Martini abiterà per molti anni a Parigi e quindi sarà in contatto anche con tutto quel mondo culturale che andava da Picasso ai futuristi, e qui vedete annusate un po' di simbolismo ma anche altre complicazioni culturali. Che cosa dedica Bertonati alla Liguria? Dedica una mostra tra il 1977 e il 1979. La porta in giro per l'Italia, prima a Milano, poi a Roma, in collaborazione con la Galleria dell'Emporio Floreale di Mapi Maino e di Pasqualina Spadini, poi a Brescia alla Galleria dell'Incisione di Chiara Fasser, che è ancora attiva. Vi esorto ad andare a vedere la grazia e la qualità di questa piccola galleria d'arte, e poi a Torino alla Galleria Narciso dai Pinottini. E questa mostra Rossana Bossaglia ci portò a vederla nel 1977 proprio a Milano, quando questo gruppo un po' sparuto di suoi allievi che facevano con lei critica d'arte qui a Genova andarono a conoscere Emilio Bertonati e a vedere una mostra che un po' sulla scorta del lavoro che stavano facendo a Genova Gianfranco Bruno e Franco Sborgi, eppure già anche Giuseppe Marcenaro, e in qualche misura con un campanilismo meno governato dalla scientificità Vitaliano Rocchiero, ecco, si lancia Bertonati e insieme alla galleria di Rinaldo Rotta, è Rotta che gli fa questa proposta, offre al pubblico milanese una carrellata di artisti liguri. Domingo Motta, un artista che ha avuto molto a che fare anche con le collezioni pubbliche, perché aveva il suo gabinetto di litografo all'interno di Palazzo Rosso, molto amico anche di Orlando Grosso, con questa metropoli del futuro, questa visione quasi apocalittica
con grattacieli di New York e tante altre cose, e dei robot, dei marziani che si possono intravedere in primo piano. E poi Romolo Romani, scusate, cosa dico? Sexto Canegallo, che prendendo le mosse da un grande artista come Romolo Romano gli fa il ritratto e stravolge in chiave simbolista la fisionomia, la rende quasi irriconoscibile. Ci sono tutta una serie di di titoli particolari, il saggio, l'aviatore, il caduto, ci sono proprio delle tipologie di opere che Sexto Canegallo propone. Di nuovo Sexto Canegallo con queste due visioni, l'impressione emisferica e gli stati d'animo ambientali, dove l'artista sperimenta una sorta di divisionismo, non è più però il puntino quale noi siamo abituati a considerarlo, ma è una sottile linea, una sorta di linea energetica che riesce a far scaturire luce, a restituire luce e un dinamismo quasi cosmico a queste visioni del tutto irreali. Ancora soggetti legati agli ambiti di lavoro, la fiammosidrica, la colata, anzi la colata o vibrante, il grande dipinto che avete in orizzontale è oggi alla Pinacoteca di Tortona, la Pinacoteca intitolata proprio Il Divisionismo, ed è uno dei dipinti più recenti che la Pinacoteca ha acquisito. Poi Enrico Castello con queste due composizioni un po' naif, se vogliamo, in cui il tema della velocità del movimento si sposa con una certa scomposizione cubista legati a temi sportivi, e infine Cornelio Geranzani con varie suggestioni. La luce elettrica, per esempio, legata a temi futuristi, la giostra, sempre l'aspetto del movimento, e la ragazza con lo scaldino. Qui il puntino divisionista non è una linea energetica, ma è una tessera di mosaico. Ancora Baldessari, grande scenografo, architetto importantissimo, ma vedo inquieto Massimo Bacigalupo e quindi vado veloce. L'amore per la fotografia con Wilhelm von Glöden, una passione che Bertonati ha, riscoprendo questo barone che muore a Taormina negli anni 30, barone tedesco che muore a Taormina negli anni 30 e che dedica tutta la sua attività molto omosessuale alla ripresa di temi fotografici classici greci, addobbando scugnizi di Taormina che poi per, come dire, non far risultare certe imperfezioni della pelle, spalmava con una pasta particolare che lui aveva fatto a base di latte e di olio. E poi vendeva moltissimo queste fotografie. Anche von Stuck, queste sono le sue foto, sue o della moglie, altro artista che addirittura nella cui casa era ospite Bertonati, si dedica al pittorialismo, a questo genere di fotografia che voleva in qualche misura riproporre gli aspetti tecnici della pittura, appunto. E per altri versi poi le prime sperimentazioni più astratte con Franz Roh e Christian Schad, che studia e sperimenta un modo per imprimere i fotogrammi, la pellicola, talmente originali che le sue opere fotografiche verranno proprio indicate come shadowgrafie. È un metodo assolutamente unico ed originale. E poi ci sono gli italiani. Nel 79 si occupa di Mario Castagneri, e qui avete il ritratto di De Pero e di D'Annunzio fatti da Castagneri. Si occupa di Attilio Badodi,
è stato il fotografo incaricato da Mussolini di scattare le fotografie al matrimonio di sua figlia Edda con Galeazzo Ciano, per dirvi. E qui ci sono i ritratti di Maria Melato e di Isa Miranda. Crimella, Camuzzi che fa questo meraviglioso scatto a Paola Borboni. Crimella che si occupa anche di fotografare, di documentare le attività delle varie fabbriche, insomma, personaggi non da poco. Chiudo con quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo progetto di Emilio Bertonati. Voleva riproporre al pubblico, ricostruendolo in modo analitico, tutto il lavoro fatto da Ettore Cozzani tra La Spezia e Levanto, dove nel 12 aveva organizzato proprio la prima mostra di xilografia italiana e straniera. Voleva riproporre tutto questo in una mostra grandiosa. Il progetto, di cui rimangono ancora un po' rimane la bozza con tutti i nomi e tutti i contatti che lui aveva preso, si interrompe però malauguratamente quel 3 maggio del 1981. Grazie. Come si chiude? Grazie a Maria Flora Giubilei per questa carrellata sintetica sull'arte del secolo scorso e sulla carriera di un gallerista che chiaramente ha percorso delle vie nuove, che oggi, alcune delle quali oggi sembrano meno nuove, perché questi artisti sono diventati popolari, addirittura quasi dei fenomeni di massa, per cui oggi i poster di alcuni di essi si trovano nelle case degli amici, no? Ogni tanto, o delle amiche. Ecco, ci sarebbero tante curiosità, perché su ognuno, tu hai fatto un po' così, su ognuno di questi artisti in fondo hai aperto un capitolo, hai aperto, no, come un approfondimento che tanto per sì, spiegare sì, che cosa, perché alcuni nomi non sono proprio nell'immaginario quotidiano, no? Quindi bisognava dare qualche flash, qualche consiglio per l'uso, ecco, per l'uso mentale. E per cui il percorso di Bertonati si vede che si svolge in un ambito internazionale, conservando però un legame con la Liguria. Certo, questo legame va avanti sempre. Bertonati parlava in genovese in casa, con sua madre e con suo fratello parlava in genovese e non si stacca dalla Liguria perché mantiene la sua casa a Spezia e la famiglia continua a stare a Levanto. Però Bertonati, non vi ho detto che è dietro, per esempio, la grande mostra che il Centre Pompidou dedica alle Réalisme nel 1977-78, quella curata da Jean Clair. Litigano purtroppo furiosamente perché col fatto che Bertonati aveva una galleria d'arte, ancorché fosse nel consiglio di amministrazione della Triennale, fosse stato chiamato a dirigere mostre e attività museali a Monaco di Baviera, in realtà si guardava a lui sempre con un pochino di sospetto, visto che c'era la parte venale dietro. Però lui che costruisce il progetto grandioso delle Réalisme al Centre Pompidou e poi si rifiuta lui stesso di scrivere, perché lui scriveva molto, si documentava, studiava e faceva saggi scientifici e affida a Luigi Carluccio la sua parte. Ecco, questo è stato veramente molto una mostra molto importante che lui aveva una freccia importantissima nel suo arco. E la sua collezione personale è rimasta nella famiglia? La sua collezione personale in buona parte è rimasta alla famiglia, a un fratello che è tuttora vivente, che faceva il rappresentante farmaceutico e che si è trovato da un momento all'altro a dover tirare le fila
di 2 gallerie importantissime a Milano e a Monaco di Baviera, e a dover avere a che fare con un mondo molto insidioso, perché a quel punto sono arrivati tutti a pretendere, a richiedere, a batter cassa, a dire cose che il povero fratello non era assolutamente in grado di verificare e di governare. Quindi ha impiegato tantissimo tempo e ha preso anche qualche brutta fregatura, ecco, diciamola fino in fondo, perché insomma si è trovato veramente in una situazione difficilissima. Non ho capito esattamente, cioè cosa succede? Che lui aveva queste... E succede che, faccio un esempio, alcuni dipinti potevano essere in conto vendita. Lui non sapeva che alcuni dipinti erano effettivamente in conto vendita, quindi ha avuto delle persone che hanno richiesto, alla morte di Emilio, hanno richiesto indietro opere che non dovevano poi essere in realtà date. Cioè ci sono state delle persone che hanno giocato molto sporco e hanno giocato con l'impreparazione di un fratello che faceva tutt'altro mestiere, che non sapeva neanche dove stava di casa l'arte, quindi non sapeva riconoscere un dipinto, un disegno di Klimt da un dipinto di De Chirico, ecco, per lui era veramente un altro mondo. E poi si è rimboccato le maniche, ha tirato fuori gli artigli, ha aguzzato i denti e si è messo lì e ha cercato di difendere tutto, ecco. E oggi tantissime cose sono ancora in collezione, a cominciare dal meraviglioso dipinto di Maximilian Lenz, quello il primo, quello che vi ho fatto vedere, che è un pezzo veramente eccezionale, e tantissimi di questi altri artisti che vi ho mostrato poi dopo le mostre di Bertonatti sono andati in musei pubblici, perché i musei tedeschi hanno iniziato a comprare anche da Bertonatti, ha comprato Berlino, ha comprato Dresda, hanno comprato tutti questi dipinti. Schad è in tutte le collezioni pubbliche, anche in America, perché lui aveva un corrispondente a New York, aveva una signora, non mi ricordo, Gloria Hudson forse, che gli faceva da tramite a New York, e per un po' di tempo in via Gregoriana a Roma ha avuto una terza galleria che poi ha chiuso, affidandosi sostanzialmente al rapporto con l'Emporio Floreale, con cui ha scambiato la mostra di Martini, la mostra di Giulio Aristide Sartorio, la mostra di Galileo Chini. Insomma, c'era anche la sua capacità di fare rete, che non è così scontata in un settore molto problematico come quello del commercio d'arte, no? All'interno del quale ogni gallerista è un po' chiuso nel proprio recanto, come direbbero a Genova, e raramente c'è la volontà di collaborare, magari di parlare male, ecco, di uno e dell'altro piuttosto che il contrario. Dimmi. Persona colta, vivace, irrequieta, internazionale, no? Va nella DDR, eccetera. Parla genovese. Sì, e parla 5 lingue. La sesta. Mantiene la propria casa, La Spezia, eccetera. In realtà, da quello che posso capire, Genova rimane assolutamente marginale, sì, perché lui ritiene che non ci sia una sponda recettiva. Perché era così di fatto a Genova in quel momento, era purtroppo così. Sborgi era ancora un assistente, Gianfranco Bruno stava muovendo i primi passi. E non c'era nessun altro prima che ci fossero delle figure come Sborgi e Bruno? No. In quel momento no, sta arrivando Corrado Maltese, c'è appena stato Battisti, Eugenio Battisti, ma ha dovuto portare via la sua, vuole donare la sua collezione a Genova, gli dicono no grazie. C'è tutto il problema della collezione della Ragione che se ne va a Firenze. C'è una componente pubblica culturale, un comune di Genova, patrigno. E sul piano privato? Sul piano privato ci sono i grossi collezionisti. Alberto della Ragione è uno di quelli che all'indomani dell'alluvione di Firenze decide, chiamato proprio da Raghianti, decide
di cedere la sua collezione a Firenze, visto che a Genova i politici e la Marcenaro gli hanno detto di no. Sì, sì, lo ricordo. Quindi c'è Ghiringhelli, incomincia a esserci in ballo la questione Ghiringhelli, insomma ci sono tante cose che non riescono a decollare. C'è una galleria d'arte moderna che non fa attività a Genova negli anni 70. Ma neanche il vecchio Rotta? Il vecchio Rotta era l'unico forse. Allora, Rinaldo Rotta fa la sua attività, Roberto Rotta fa la sua attività, aprono addirittura una galleria a Milano per un po' di tempo, hanno una galleria a Milano e non è un caso se la aprono a Milano, perché evidentemente qua a Genova qualche problema c'era. Qua a Genova diciamo che Devoto è uno dei primi che rompe un po' la situazione sul fronte delle gallerie, o meglio, la rompe perché qualcuno che in realtà, penso alla Caterina Gualco, qualcuno che stava percorrendo strade alternative c'era, ma erano le strade dell'astrazione, no? Mentre tutta questa parte di cui vi ho raccontato oggi, che è una parte considerata più conservatrice e anche con un odore più rancido, diciamolo fino in fondo, perché non era una vera avanguardia negli anni 70. La vera avanguardia era fatta ancora dall'astratismo, complice quel razionalismo che aveva spazzato via all'indomani della Seconda Guerra Mondiale tutto ciò che apparteneva agli anni 10, 15, 20, 30, no? Ecco. E tutto questo, diciamo, questo patrimonio artistico era rimasto ai margini, era rimasto all'angolo, messo proprio all'angolo da Pollock, perché in quel momento il tema della gestualità, l'irrazionalità attraverso la gestualità, l'astrazione, hanno la meglio sulle altre esperienze artistiche. Quindi a Genova c'erano delle gallerie che si occupavano di astrazione, non c'erano le gallerie che invece, come dire, fossero disponibili a fare un lavoro di scavo nel patrimonio artistico italiano e internazionale. È lui che rompe un po' e poi Devoto gli va dietro perché è molto coraggioso, e la Galleria Cesarea. Anche la Galleria Cesarea si occupava, non c'è più, ma non c'è, non ci sono, non c'è più, direi che niente, rispetto alle gallerie che io ho visto, sì, no, non essendo assolutamente, giovane, però me ne anche la Galleria ricordo. Cesarea si era aperta a questo filone diverso di artisti stranieri così inconsueti. Io ricordavo la Polena, però aveva invece la Polena andava su un fronte di astrazione, Vasarely, concettuali, sì. poeti visivi, cioè era veramente la Bertesca lo stesso. È lo stesso, tutto, anche no? la Bertesca, certo. Mi tornano dei ricordi. Grazie. Sì, sì. E se ci potevi dire qualcosa sulla direzione della Biennale. Cioè, la direzione della Biennale... come l'avrebbe Carluccio? diretta? Sì, no, non Bertonati, è Carluccio. Scusami, Carluccio. Lui, no. Mi stupiva che gli avessero... No, a Luigi Carluccio. Okay. E Luigi Carluccio avrebbe aperto molto agli artisti, agli artisti meno conosciuti, l'aveva già dichiarato, però muore in Brasile, dove era andato proprio per prendere contatti per la Biennale. No, Bertonati... No, lui è nel consiglio di amministrazione della Triennale e poi diventa segretario generale della Triennale, quindi in Triennale gli danno un ruolo fortissimo, importantissimo, e dare un ruolo così a un gallerista, insomma, è stato coraggioso, ecco, da parte della Triennale. Era molto onesto. Sì. No, quello assolutamente non si è arricchito, ecco, è rimasto un uomo normale.
Questa è una bella domanda. Si è suicidato perché forse c'erano problemi di omosessualità. Non siamo riusciti e non abbiamo voluto forzare la mano al fratello per capirlo, però potrebbero esserci queste cose. Di grande infelicità, di grande successo professionale, ma di grande solitudine umana. Per cui poi le date sono esattamente dal 34, la nascita... Lui nasce il 20 febbraio del 34 e muore il 3 maggio del 1981. Dove? A Milano. A Milano, in casa sua. Va bene, grazie allora a Maria Flora, che è veramente un ritratto molto intrigante, no? Che ci fa venire voglia di conoscere sia la figura, ma anche questo contesto che ci hai rivelato, no? E se non ci sono altre curiosità, dunque ti ringraziamo, aspettiamo anche il tuo saggio per gli atti, per cui entro fine anno spero che potrai scriverci una sintesi. Spero che tu stia scherzando. No. Spero che tu stia scherzando. Non posso scrivere così una conferenza che evoca un mondo fatta con i gomiti, nel senso che avevo un'ora, non può diventare un saggio. Il saggio l'ho scritto nel catalogo della mostra del MART. Se volete vi do, se il MART me lo consente, lo prendo e ve lo do. Ora ti spiegheremo poi cosa vogliamo da te. Ma qualcosa vogliamo entro la fine dell'anno. Un imbarazzo scientifico non da poco, ragazzi, cioè non scherziamo. Va bene. Va bene, allora grazie moltissimo, speriamo anche di riaverti qui da noi. Veramente è uno scherzo finale che non mi piace proprio per nulla. E io però se le regole non vengono dette sin dall'inizio, questa non è... Allora, troveremo una soluzione, spero. Bene. Perché c'è anche un foglio qui da firmare dove non ti impegni però a scrivere, dove ci dai l'autorizzazione a mettere online la tua conferenza. Non ve la posso dare, nel senso che queste immagini sono immagini che vi mostro, ma sono tutte legate a copyright, quindi come faccio io a darvi l'autorizzazione? Allora, la conferenza, quello che io ho detto va benissimo, non c'è problema. Io ho difficoltà a darvi un ok sulle immagini perché vado e andate nei pasticci. Perché ci sono dei copyright, dei diritti d'autore sulle opere. Io non dovrei fare una ricerca, cioè che... Quanto riguarda le immagini che lei ha presentato. No, sono immagini che ho tratto in buona parte dal catalogo, quindi sono immagini che sono sottoposte a un copyright. Non è che... perché sono artisti ancora coperti da diritti, non sono artisti antichi, sono artisti giovani, relativamente giovani, quindi alcuni sono morti negli anni 80, altri negli anni 60. Cioè ci sono tanti aventi diritti su questi artisti. Potremmo anche far solo sentire la tua voce. Per me fate sentire la mia voce. Possiamo togliere l'immagine e far sentire la tua voce. Diritti, ma per favore non le immagini, perché vado veramente nei pasticci e ci andate anche voi, non solo io. Va bene, con tutti questi avvertimenti staremo tutti molto attenti. Ti ringraziamo. Scusate, ma hai perfettamente ragione di ricordarci queste difficoltà. Vi ricordo che giovedì ci sarà una conferenza di Clara Fossati su versioni del tema di Didone ed Enea nella letteratura tardo-latina. Per cui questo è giovedì. E poi settimana prossima ci sarà, come sempre, il convegno sulla transizione ecologica, no? Bene, buonasera, arrivederci. Siamo stati fortunati di poterti sentire e vedere le immagini, visto che non potremo poi vederle di nuovo. Arrivederci, a giovedì.